Preside Vincenzo Gioffrè e l'Istituto Da Collo di Conegliano è entrato in una nuova sperimentazione voluta dal Ministero dal prossimo anno scolastico, quindi dal 2025-2026. Ci sarà un'importante novità. Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo percorso sperimentale che il Ministero attua già dallo scorso anno. Qui hanno partecipato circa 170 scuole lo scorso anno, hanno riaperto il bando e quest'anno ci sentivamo pronti a partecipare e abbiamo inviato il progetto che è stato appunto approvato dal Ministero. È un bando che prevede un percorso di tecnici professionali di 4 anni negli istituti secondari di secondo grado più 2 anni negli ITS Academy del territorio per filiera, che significa che noi siamo un tecnico turistico, ci facciamo accordi di partenariato, li abbiamo già fatti con gli ITS turistici che ci sono sul territorio. Ne abbiamo individuati 2, l'ITS Academy di Jesolo e l'ITS Marco Polo di Venezia, con cui collaboreremo per il futuro dei nostri studenti. Ecco, però questi 4 anni iniziali non bisogna fare l'errore di pensare che siano 5 anni condensati in un immediato. Ecco, come sarà fatta la didattica? No, non è uno sconto appunto di anni, semplicemente il percorso viene compresso nei 4 anni, cioè il numero di ore di un percorso quinquennale viene ripetuto allo stesso modo nel percorso quadriennale, semplicemente si fanno più ore la settimana nel percorso quadriennale che nel quinquennale, ma i 2 totali devono essere uguali. È un percorso fondamentalmente diverso che prevede anche una didattica differenziata, più laboratoriale, più esperienziale, aumenta nel numero di ore di PCTO, quelle che gli studenti svolgono in azienda, il famoso stage, e un'offerta formativa completamente nuova che non sostituisce il percorso quinquennale ma corre parallela al percorso quinquennale. Uno permette, quello quadriennale, di inserirsi prima all'università oppure in un ITS Academy, oppure andare a lavorare. È un diploma di Stato a tutti gli effetti. Abbiamo detto che questo nuovo progetto partirà dal prossimo anno scolastico. Come ci si fa iscrivere e soprattutto quante persone possono partecipare? Allora, le iscrizioni sono identiche a quelle che per tutti gli altri corsi. Il Ministero ha aperto un portale, ai genitori è stato già data ampia informazione su questo. Le iscrizioni sono aperte da ieri 21 e fino al 10 febbraio. È sufficiente iscriversi a questo istituto, l'ISIS Francesco Da Collo, nel percorso turistico e inviare una mail dicendo che il proprio figlio parteciperà al percorso quadriennale e noi internamente provvederemo a fare l'iscrizione al percorso quadriennale. E il numero di studenti che iscriveremo sarà limitato perché intendiamo partire con un unico corso in quanto è sperimentazione e questo numero è limitato a 25 studenti. Quindi un corso, una prima classe, 25 studenti.